Nemmeno a farlo apposta, mentre in Consiglio Comunale si discuteva del progetto della nuova illuminazione pubblica, un blackout ha lasciato Mogliano Veneto senza luce in numerose vie del centro storico. Da via Zermanese alle laterali via Togliatti e Vanzo, in molti si chiedevano cosa stesse accadendo. La preoccupazione si è concretizzata immediatamente sui social, ma le telefonate e i messaggi rimanevano senza una risposta. Fino a stamane, quando si è capito che la causa del buio era dovuta ad un cavo interrato che aveva subito dei danni durante i lavori di scavo della pista ciclabile in via Zermanese. Quando si mettono le mani anche nella parte dei sottoservizi, quindi si toccano cavi, centraline, eccetera, può accadere purtroppo che qualcosa, insomma, qualche disguido ci sia. Il comune di Mogliano Veneto per l'illuminazione pubblica ha attualmente un consumo annuo di oltre 500.000 euro, tenendo conto dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di personale per un totale di 670.000 euro. Per le nuove luci l'amministrazione avrà bisogno di 3 milioni e mezzo di euro, soldi che verranno trovati grazie all'intervento dei privati, anche bandendo una gara europea. La proposta prevede la sostituzione integrale di circa 6.000 lampade. Avremo in futuro un'illuminazione adeguata in tutta la nostra città, questo proprio per rendere più sicuri i pedoni, le persone, ma anche per permettere una circolazione veicolare in sicurezza.